si forma dai brividi, i buoni e cattivi, i soli più vari casini. La vita vivila, la vita non vivi, scappi li vedi, li eviti, tu non dai vivi. Eviti di queste gente qui, senti dividi, sentimenti liquidi, insipidi, stipidi, buoni, lanzano ma precisimi. Non c'ho mai due attimi, addabbiare e cagami, dai compreso lo fratello, quelli da Sassari, non batti muli da Zambè, questo è coupé, e coupé, sono che sono hip hop, real hip hop, da sempre. Abbiamo iniziato nel 1996. Inizialmente ascoltavano musica hip hop Fabrizio, altri amici che poi ho conosciuto meglio dopo e ai quali mi sono avvicinato anche per questi interessi comuni. E qualche anno dopo abbiamo iniziato a avere la voglia di provare a fare qualcosa, tentare qualche registrazione, ma ancora non era una cosa originale, erano più che altro imitazione di quello che c'era già in giro. E poi è nata questa cosa del voodoo che ci ha riunito, un progetto comune da portare avanti assieme. C'è sempre un buon motivo per essere incazzato. Se ancora non ce l'hai puoi contarci, sta arrivando. Del resto adesso è questo che mi tiene in vita ancora. L'avrei fatta finita se non fosse per mia figlia Viola. L'unico pensiero d'oggi è che è rimasto fuori dal disastro. Le doveva stare, invece sono un pazzo che lontano dal normale crede ancora nei suoi sogni. Credevo in una madre, non mi aspetto più che torni. I miei testi non hanno un interlocutore fisso, raramente possono essere indirizzati a qualcuno e in genere sono delle riflessioni personali, quindi non ha importanza a chi sono indirizzati. Chi vuole ascoltare lo ascolta, perché è come una pagina di un diario che tengo, sintetizzata, perché ci sono molti più concetti di quelli che uno scrive in un diario, cioè proprio una sorta di cronaca di quello che provo io. Sono molto introspettive le cose che scrivo io, anche le cose che scrive lui. C'è più di un motivo voodoo per essere incazzato. È uno schifo scrivo per non esservi assuefato. E quando arrivo negativo è perché mi ci ho portato. Se persino il tuo vicino vuol far soldi dal tuo stato. Noi abbiamo iniziato facendo, diciamo, demo tape proprio con le minime tecnologie possibili. Abbiamo iniziato a produrre dei dischi che davamo a mano in giro per la città e per tutte le feste, tutte le jam hip hop, diciamo. Abbiamo iniziato con un demo diciamo nel 96-97 che era questo, e questo demo diciamo è proprio registrato a livelli più bassi, registravamo in presa diretta con una radio fino ad arrivare all'ultimo che abbiamo fatto, che è questo, Voodoo 2005, ed è un CD sempre autoprodotto che comunque siamo riusciti a arrivare a mantenere, diciamo, la stessa formula, però cambiando lo stile negli anni e tutto. E abbiamo in produzione un prossimo CD che sarà registrato in maniera veramente professionale e vedremo di farlo girare il più possibile. Su questo CD c'è già un estratto del video La storia pop di Sassari, una canzone che sarà dentro il CD. Niente, però non anticipiamo niente, il CD sarà in uscita penso all'inizio dell'anno prossimo, molto probabilmente. Un mio progetto personale è poi il progetto 4MAQ, 4 Mori, 4 Arti, 4 Quarti, che è venuto fuori, diciamo, il nome è venuto fuori attraverso un mio CD nel 2005 e da lì ho voluto creare un movimento vero e proprio, un movimento che mettesse in comunione di nuovo tutti quelli che fossero interessati all'hip hop in Sardegna, che fossero attivi, che fossero degli artisti. Niente, ma senza appartenere per forza a un gruppo, a una cricca particolare, semplicemente avere un movimento per cui si organizzino eventi. Poi una radio, come è successo grazie alla collaborazione con Radio Indipendenza, ho fatto Radio 4MAQ sull'hip hop in Sardegna. Poi una TV insieme a Alberto con Infrangere per creare una TV che parlasse di pop sardo, quindi il 4MAQ, questo programma che state vedendo. E insomma risulta essere una cosa per ritornare un po' allo spirito vero dell'hip hop, cioè tutte le arti unite assieme, tutte le varie arti dell'hip hop unite assieme, e allo stesso tempo il comune denominatore di essere sardi, di essere fieri di esserlo e di continuare assieme a creare comunque possibili eventi, possibili situazioni in cui si possa far crescere questa nostra cultura.
Allora, chiunque voglia contattarci per eventuali serate o per chiederci qualcosa, per farci un saluto, ci può contattare sui MySpace, myspace.com/gioca o myspace.com/voodoo-clan, oppure scrivere alla mia mail giocavoodoo@hotmail.it. Questi sono i nostri contatti. Aio, 4 mori, 4 ardi, 4 quarti. Del voodoo. GVC Crew, Voodoo Clan. Allora io voglio salutare tutti quanti quelli che hanno fatto parte della nostra vita. Anche lei. Tutti quelli che frequentavano allo Smile, a San Paolo, al Sarrone, al Mary Pifford. Pelo Voodoo che canta ancora con noi. Ciao. Del Voodoo.